Telespettatori di Video Mediterraneo, ben ritrovati ancora una volta, una domenica tutta sportiva, tutta siciliana, con Penalty, che di calcio parla in maniera diretta tutte le domeniche a partire dalle 19 sino alle 21, poi c'è la parentesi dedicata al Penalty Futsal tra le 21 e le 21:45, raccontando un calcio dilettantistico che ormai volge al termine, stagione conclusiva piena anche di successi, perché possiamo già anticipare che i playoff per quanto riguarda l'eccellenza sono andati molto bene per le squadre siciliane. Tra poco sveleremo anche i risultati, perché è giusto prima presentare naturalmente il mio primo compagno di viaggio, il nostro Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo, ben ritrovato. Ciao Ettore, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Che domenica positiva, oserei dire. Beh, è andata molto bene, dei playoff di eccellenza parleremo Non sveliamo, dopo. non sveliamo. Non sveliamo nulla, però insomma, le partite sono oggi, finite da oggi poco. Sicuramente gli amici sportivi oggi sapranno già i risultati e certo, diciamo che si apre un ventaglio di scenari positivi è per vero, tutto il calcio nostrano. È un segnale di ripartenza e di speranza che speriamo di cogliere e speriamo che abbia un seguito. Sottolineiamo che sono soltanto 4 in fondo le partite che abbiamo seguito in questa domenica sportiva siciliana, le 2 siciliane di eccellenza e le 2 siciliane di Serie D. Sì, in realtà la siciliana di Serie D, dalla Serie D arrivano le note dolenti, ha giocato oggi solo il Marsala, sì, e purtroppo non è andata bene. Non è andata bene, però prima dobbiamo anche giustamente salutare la nostra Federica Di Benedetto, la nostra penaltina. Ciao Federica, ben trovata. Ciao Ettore, buonasera e ben ritrovati. Ben ritrovata anche a te, e salutiamo un mister vincente, dobbiamo per forza dire che è un mister vincente, vincitore dei playoff di promozione con il suo Avola, il suo Real Avola. Abbiamo il mister Saro Monaco. Ciao Saro. Salve, buonasera. Ben trovato, contento, rilassato, ad una settimana dalla battaglia, oserei dire, contro un Canicattì coreaceo. Sì, questa settimana è servita un attimino per resettare un po' tutta la testa e rilassarmi. Anche perché tu ci hai detto delle cose settimana scorsa che un po' adesso sono viste con la serenità e probabilmente ci hai ripensato su. No, perché si parlava di un tuo abbandono della squadra. No. Adesso, 7 giorni dopo, qualcosa forse è cambiato. No, non ci ho ripensato, però ho promesso alla società di non parlare più e parlarne solamente con loro, casomai. Bene, però ci darai svelare qualche cosa, perché sicuramente qualche cosa bolle in pentola. Io ho questa sensazione, perché insomma sei un allenatore vincente, hai portato questo Real Avola in eccellenza con grandissimo merito e anche con grandissimo sacrificio, perché è stata una cavalcata lunga e anche difficile, devo dire, prima nel girone di appartenenza e poi anche nelle finali. Sì, devo dire che nel campionato forse meritiamo ancora qualche punto in più di quelli fatti. Poi Coppa Italia, siamo arrivati alle semifinali di Coppa Italia, quindi abbiamo disputato altre 10 partite, e per quanto riguarda i playoff poi tutti sanno come è andata. Tutti sanno, e adesso poi ci racconterai qualche piccolo particolare. Non possiamo fare che un plauso giustamente a questo Avola, che è ritornato probabilmente in una categoria che gli appartiene, perché vederla tra la prima e la promozione, soprattutto un centro importante come Avola, stonava. No, Avola merita senza dubbio l'eccellenza per il prestigio e per il blasone. Devo dire questa squadra, anche per il campionato che ha fatto, si è presa un po' la rivincita dopo un'annata di alti e bassi, anche piene di sfortune, come diceva il mister. Questo è comunque, tra virgolette, il risarcimento per tutti i sacrifici che questa squadra e la società hanno fatto. C'è il solito slogan, e credo che anche tu sei d'accordo, alla fine il lavoro paga, no? Sì. Cioè, la e soprattutto, Ettore, forse l'Avola è la dimostrazione che poi alla fine, fra sfortuna, torti arbitrali, varie contingenze, varie situazioni, poi alla fine c'è una sorta di compensazione, e il verdetto del campo poi alla fine è inappuntabile proprio per questo, non ci si può sempre appellare, nell'arco di un campionato gli episodi si compensano. È vero. Allora, prima di ritornare poi a parlare chiaramente del campionato di promozione, perché vogliamo sentire un po' a distanza di 7 giorni le sensazioni di tutta Avola, dobbiamo parlare di Serie D. Tra poco ci collegheremo con il mister del Noto, che ha salvato il Noto quest'anno, perché c'è stato un attimo in cui sembrava che veramente andasse tutto a 48, e invece poi il mister Cacciola è riuscito con tanta determinazione a salvare la stagione. Parliamo dei play-out, perché riguardavano 2 società siciliane, la Leonfortese ed il Marsala. Allora, le notizie che arrivano dal municipale di Marsala non sono buone.
ai tempi supplementari la Palmese si è imposta per 3-1, la formazione campana, la formazione partenopea resta in Serie D, il Marsala dopo appena un anno torna in eccellenza, un anno dalla promozione, in una stagione che ha avuto diverse vicissitudini, in cui tra l'altro la formazione di Libetana era partita molto bene con un inizio molto promettente. Ma infatti è inspiegabile questa poi cosa. Si è persa per strada fino al probabilmente, come spesso succede, la formazione del Marsala non era preparata all'appuntamento con gli spareggi salvezza, mentre ancora è da valutare la vicenda della Leonfortese, che oggi avrebbe dovuto disputare il play-out contro il Gelbison. Il comitato interregionale della Lega Nazionale Dilettanti però ha deciso di rinviare di 7 giorni il match, perché martedì dovrebbe esprimersi il comitato di garanzia del CONI, che è l'ultimo giudizio, l'ultima sentenza della giustizia, l'ultimo grado della giustizia sportiva, per decidere se restituire i famosi due punti, i famosi 2 punti che dovrebbero essere dati allo Scordia, tra l'altro. Esattamente. Infatti, quindi anche questa è una cosa molto strana, non si può attendere ancora quasi a fine maggio il responso di tribunali vari. Io credo che insomma la giustizia debba fare un percorso più veloce probabilmente, non so se sei d'accordo. Sono meccanismi tutti da riformulare, capire quando è il caso di intervenire a campionato nelle stagioni in corso, oppure poi compensare poi con la stagione successiva. Non si possono alterare in questo modo i verdetti del campo, e soprattutto prolungare le stagioni in questa maniera. Cioè, insomma, se c'è un calendario, quello deve essere. Va rispettato. Bene, allora dovremmo avere in collegamento il mister Gaspare Cacciola del Noto. Mister, mi senti? Sì, ti sento benissimo. Salve, allora, ciao Gaspare, complimenti, perché c'è stato un momento in cui un po' tutti abbiamo pensato che il Noto avesse deciso proprio categoricamente di rinunciare a tutto e di scivolare verso il campionato di eccellenza. Sei ritornato in sella a questa squadra e devo dire che hai ricompattato l'ambiente e fatto secondo me quasi un mezzo miracolo. Sei contento di questa parte finale della tua stagione? Beh, sicuramente sì, è chiaro che come avete detto prima anche in studio è stato un anno difficile, un anno travagliato, purtroppo ci sono state le vicissitudini della società che non hanno mai dato serenità ai ragazzi, però abbiamo finito in bellezza, abbiamo raggiunto quello che era l'obiettivo, cioè la salvezza, e niente, è stato un mezzo miracolo perché non era facile lavorare in quelle condizioni, però va dato sicuramente il merito ai ragazzi perché non si sono mai tirati indietro, hanno dimostrato sempre grossissima professionalità, e perciò diciamo che abbiamo raggiunto l'obiettivo in modo totalmente meritato. Senti Gaspare, ma perché c'è stato un momento in cui insomma tu non rientravi più nei piani di questo Noto e poi invece dopo tutto è tornato come prima? Perché è successo tutto questo? Cioè, è inspiegabile, soprattutto perché insomma, è una società, quella del Noto, che insomma, trionfa anche per precisione e sportività. Ci è sembrato veramente stato questo avvicendamento, anche abbastanza breve in fondo, la venuta di Romano, il presidente nuovo, insomma tutte queste cose qui hanno creato veramente trambusto, e forse probabilmente eri l'unico che doveva rimanere fermo e immobile nella posizione che occupava già dall'inizio della stagione. Ma sai, è chiaro che c'è stato un momento della stagione dove praticamente siamo riusciti ad ottenere 10 risultati utili consecutivi e praticamente ci eravamo messi a soli 2 punti dai playoff, cioè segno evidente che si stava facendo un grandissimo lavoro. Poi sono successe le note situazioni societarie, sono arrivate 4 sconfitte consecutive e allora il mister paga per tutti. Sì, è stata quella decisione. C'è Carmelo che vuole farti una domanda. Sì. Mister, buona serata. Volevo chiederti, adesso che avete portato in porto la barca, per la prossima stagione se state già cominciando a pianificare. Il Noto ogni anno si diverte a viaggiare sulle montagne russe, parte bene, poi si rischia lo smantellamento societario, poi si ricompatta, comunque sia la Serie D viene mantenuta regolarmente. L'anno prossimo c'è la possibilità di fare un percorso un po' più regolare? Ma guarda Gabriele, quella è una prospettiva che io mi auguro, indipendentemente se ci sarà o meno, perché è giusto che una società
che da 6 anni, che comunque 6-7 anni che fa la Serie D, non può continuare a andare avanti in questa maniera. Chiaramente, direi. Ma anche perché comunque si rappresenta una città che è legata alla squadra, che vive di calcio. Questo probabilmente lo dovresti chiedere alla società. Io mi auguro che si sistemano le cose e che il Ma Noto tu sei già possa stato contattato, avete parlato un minimo? Infatti, cioè, Ma non guarda, è arrivata nessuna comunicazione ancora da parte della società nei tuoi confronti? No, ancora no, obiettivamente ci Un siamo... po' in ritardo mi sa, eh? Sono un po' in ritardo. Sì, mi sa. ma questo sì, questo dipende da loro. Io poi ti posso dire che quello che dovevo fare l'ho fatto, i ragazzi e io ci Giusto. siamo salvati, adesso toccherà a loro sistemare le cose e nel momento in cui tutto sarà chiaro, magari se c'è la possibilità di continuare questo progetto, a me potrebbe fare solo piacere. Invece Ettore, perdonami Gaspare, volevo un tuo giudizio invece sulla vicenda che riguarda la Leonfortese, questa attesa dei play-out, i punti con lo Scordia che dovranno essere riassegnati, Forse. Sì. un tuo giudizio Ma guarda, su questa situazione di sic- confusione. quella sicuramente è una situazione che è, come tempistica, chi di dovere non l'ha gestita bene, perché mi sembra evidente che questo ritardo comunque sia anche a discapito delle squadre, perché devono aspettare questa sentenza e poi si devono, non lo so come andrà a finire. È chiaro che poi martedì c'è la sentenza e poi ci sarà da andare subito in campo e mentalizzarsi per quello che poi è la sfida. Tra l'altro Gaspare, poi preparare un'eventuale partita play-out, non dico che hai poco tempo, però mentalmente deve risettare tutto certo, in pochi giorni, per cui... È quello. Io mi auguro che magari la Leonfortese da questa sentenza ne possa uscire vincitrice e magari riacquisire quei 3 punti che gli permetterebbero la salvezza. Non è uscita vincente il Marsala però in questa situazione. Sì, Impensabile sì, questa retrocessione del Marsala, diciamolo pure. Ma sicuramente, il Marsala come formazione, come uomini, come qualità, per me era una delle migliori squadre. È chiaro che c'è stato un calo non so cosa è dovuto, perché chiaramente vedere la classifica del Marsala nelle ultime partite mi ha sorpreso anche a me. Infatti. Poi giocarsi tutto in una partita, anche se c'è il vantaggio del campo, vi posso assicurare che non è facile. Non è facile, anche Oggi perché, infatti. Va bene Gaspare, allora a questo punto che dirti? Rimaniamo in attesa di una tua, chissà, conferma a Noto, ma se per caso non arriva Noto arriverà qualcos'altro, perché voglio dire, hai fatto bene, hai portato avanti un progetto, lo hai completato con una salvezza che in alcuni momenti sembrava insperata. Insomma, parliamoci chiaro Gaspare, non credo che ti mancano le squadre per la prossima stagione, Ma io mi auguro che sia così, che il lavoro fatto venga apprezzato. È chiaro che il Noto per me ha precedenza assoluta. Certo, perché è giusto, comunque, è giusto. Poi andremo a valutare eventuali situazioni che verranno. Va bene, allora Spero che ci saranno. un in bocca al lupo, Vabbè, una buona estate, un buon riposo e grazie. poi speriamo di sentirti presto. Grazie. Buon lavoro, buon Grazie. proseguimento di trasmissione. Grazie a Gaspare Cacciola, allenatore attualmente del Noto, perché ancora non c'è stata né una situazione che porterebbe lontano Gaspare da questa squadra, o sbaglio? Beh, lui fra le righe lo ha detto, c'è tutte le possibilità perché questo matrimonio continui. E io credo e mi auguro insomma, che ciò avvenga. l'auspicio è anche questo, insomma, che è bello infatti. che anche le società siciliane e quelle un po' più avanti, quelle all'avanguardia della Serie D, prosegua, chi è andato bene prosegua con il proprio progetto, il Noto è uno di questi casi. Anche perché non è detto che chi vince un campionato o chi salva la squadra poi alla fine rimanga in sella. Qui abbiamo l'esempio di Saro del Real Avola che insomma la settimana scorsa dopo una bella vittoria aveva ventilato una possibilità di lasciare la squadra, forse adesso a mente più serena, forse anche con qualche discussione più serena in società i programmi si possono ritornare a compasciare. Non lo so, perché la maggior parte delle volte sai che succede, Ettore, che le società finendo il campionato poi
iniziano a pensare se è stato il proprio allenatore a farli salvare. Questo è brutto, se mi dici una cosa di questa è brutta. Io parlo in generale. Appunto, in generale. non vorrei che fosse il caso tuo, perché non mi sembra proprio il caso. Parlo in generale, quindi poi giustamente la società avrà tutto il tempo per decidere. Purtroppo mister è una delle leggi della vita, quando si vince tutti, quando si perde paga uno solo. Classico, nel calcio l'allenatore. giusto, Carmelo. È una regola di vita che non fa una piega. Sì, è vero, è vero, è vero. È così, magari alla società non piace il modo in cui lavori e l'anno successivo ha la voglia di cambiare. Tu sei contento della tua stagione però, alla fine, cioè voglio dire, hai portato la squadra in eccellenza, devi essere per forza contento, ma anche per il gioco, perché insomma le cronache parlano di una squadra che ha giocato un calcio moderno, compatto, con qualche elemento di categoria superiore che ti ha aiutato, ma è giusto che sia così, per vincere i campionati devono esserci anche dei giocatori che abbiano qualche qualità in più rispetto a tanti altri. Sì, sicuramente quest'anno col direttore Di Mauro abbiamo preso dei ragazzi che servivano al progetto per poi a dicembre completarlo. Dicevo prima, mi facevi la domanda, io da quasi 14 mesi sono ad Avola, quindi ho preso l'Avola a un punto dalla retrocessione in seconda categoria e nel giro di 12 mesi sappiamo dove è arrivata. Va bene, allora ci dobbiamo fermare, abbiamo il primo stacco pubblicitario, abbiamo la nostra Federica pronta per lanciarci la pubblicità, tra l'altro anticipiamo che stiamo preparando sempre di più questo Penalty Awards che sarà giorno 6 presso il centro commerciale Le Ginestre di Tremestieri Etneo e poi vedrete l'intera manifestazione domenica 12 alle ore 19. Oggi è la penultima puntata del Penalty, quello ufficiale, perché poi dopo settimana prossima ci sarà quello conclusivo, domenica 5 invece la presentazione delle nomination che avverrà però alle 20:30. È il momento della pubblicità, cara Federica. Sì, Ettore, abbiamo una brevissima pausa per la pubblicità, mi raccomando non cambiate canale. Il grande appuntamento calcistico di tutto il gota del calcio dilettantistico sarà di scena il giorno 6, non dimenticatelo, giorno 5 presenteremo le nomination per quanto riguarda le categorie di eccellenza e di promozione e anche di prima categoria, nonché da quest'anno anche sul futsal. Verranno premiati i migliori tecnici, i migliori allenatori, il migliore anche portiere, difensore, centrocampista e attaccante, quindi insomma ci sarà veramente l'imbarazzo della scelta e tutto questo naturalmente grazie alla collaborazione diretta della Federazione Italiana Gioco Calcio nonché dell'AIEC, l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, che con i 9 rappresentanti stanno raccogliendo i dati per poi dopo prima formulare le nomination e poi segnalare il vincitore che verrà comunicato solo in occasione della serata che si svolgerà appunto alle 18 presso il centro commerciale Le Ginestre lunedì 6 giugno. Ingresso gratuito, attenzione perché ci sarà veramente uno spettacolo, uno show straordinario che rivedrete tra l'altro se volete giorno 12 a partire dalle ore 19 all'interno chiaramente dell'orario classico di Penalty che così concluderà questa stagione 2015-2016, la quinta stagione, la seconda consecutiva su Video Mediterraneo, canale 11 e canale 823 della piattaforma Sky. Ho imparato tutto a memoria, Carmelo, ci sono riuscito. Sei un gigante della conduzione. Perfetto, allora grazie. Parliamo del campionato di eccellenza e diamo subito almeno 2 notizie positive. Sì. Le 2 squadre siciliane ce l'hanno fatta, sono in finale. Siamo in finale, Oh, possiamo bene. dirlo. Siamo con in orgoglio. finale, vai. Siamo in finale nella doppia finale dei playoff nazionali di eccellenza, missione compiuta sia per la San Cataldese di Rosario Marcenò che per la Sicula Leonzio di Sebbi Catania, devo dire anche senza grosse sofferenze. È vero, anche io mi aspettavo più battaglia. Ci sono arrivate in finale e ci sono arrivate bene. Bene, certo, la vittoria fuori casa per entrambe è stata
importante. Sì, devo dire anche oggi la San Cataldese ha avuto forse qualche patema, è andata sotto con il Sant'Agnello, però ha giocato un gran secondo tempo, ha trovato il pareggio con Montalbano Sì, è e vero. poi nel finale poteva addirittura anche vincere la formazione. Abbiamo le nero-verde. immagini dei 2 gol, gli unici 2 gol che appunto ci sono stati a San Cataldo, tra l'altro giornata di sole come potete ben vedere, moltissima gente, a dimostrazione che a San Cataldo c'è voglia matta di fare buon calcio, e la squadra di Marcenò effettivamente è riuscita alla grande quest'anno a fare gran calcio e a portare a questo punto a un passo dalla Serie D questa squadra nissena. Io credo che a questo punto può succedere di tutto, può veramente succedere di tutto, perché giocheranno una partita non facile, ma una finale è sempre finale. Allora la San Cataldese in realtà ancora deve conoscere il nome del proprio avversario, perché aspetta, lo conoscerà mercoledì, in quanto tra Castrovillari, tra i calabresi del Castrovillari e i molisani del Venafro, oggi si è giocata la partita di andata, Sì. si è giocato a Castrovillari, i calabresi si sono imposti, i calabresi rossoneri, tra l'altro squadra di grande blasone, si sono imposti per 1-0. Il mercoledì il ritorno a Venafro in Molise e in Sì. quell'occasione conosceremo ancora il risultato aperto. L'1-0 è facilmente ribaltabile, il Venafro squadra che ha vinto i playoff molisani, squadra costruita anche questa per il salto in Serie D, entrambe le squadre saranno avversari ostici e ancora lì la contesa è aperta. Comunque la San Cataldese, quella vista domenica scorsa a San Giorgio a Cremano e quella vista oggi in casa, ha tutte le carte in regola per superare anche questo ostacolo, anche perché il San Giorgio era veramente una squadra accreditata per il salto, anche l'anno scorso aveva disputato i playoff, è una delle protagoniste del girone dell'eccellenza meridionale campana, Sì. e quindi una squadra accreditata per il salto di categoria. E anche una buona società, seria e preparata, perché il mister del San Cataldo mi ha pure detto che quando sono andato a giocare a San Giorgio a Cremano sono stati accolti dal pubblico, dalla stessa società in maniera non sportiva. si fanno i playoff nazionali 2 anni consecutivi, se non hai anche infatti, quindi un una plauso solida va alla base. squadra campana, ma un abbraccio forte a tutti i ragazzi di San Cataldo e della San Cataldese in modo particolare, chiaramente anche al mister, per questa bella straordinaria avventura che prosegue, e adesso vedremo con chi si giocherà questa finale. Io volevo sentire un attimo anche il mister del Real Avola, Saro, ma a questo punto certo l'appetito viene mangiando, la finale è sempre finale, però San Cataldo ci arriva con una grinta e con una determinazione inaspettata probabilmente. Ma sicuramente una grossa città con grosse ambizioni e una buonissima squadra, quindi sicuramente affronteranno la finale nel migliore dei modi. Benissimo, perfetto. Allora, c'è una squadra nel girone B, c'è stata una squadra nel girone B che ha un po' sorpreso tutti, per un attimo si pensava addirittura che potesse veramente addirittura vincerlo questo girone B del campionato di eccellenza. Parliamo della Rocca di Caprileone, che comunque insomma, è arrivata a un passo, è andata ai playoff, si è comportata bene e come al solito a guidare una squadra vincente nel Messinese c'è sempre Santino Bellinvia, che abbiamo in questo momento in collegamento diretto. Pronto Santino? Pronto? Pronto Santino, mi senti? Sì, Perfetto. buonasera. Allora Santino, intanto ti voglio comunicare, non so se l'hai sentito telefonicamente, sia la San Cataldese che la Leonzio andranno a fare la finale, a dimostrazione che anche il tuo lavoro poi alla fine insomma paga, perché hai perso con una squadra che potenzialmente poi andrà a giocare una finale, non tanto la Leonzio, ma in quel girone una squadra andrà a fare una finale nazionale, e tu che insomma sei uno che di campionati ne ha vinti tanti, fare una finale nazionale è sempre un plauso importante per il gruppo. Ma sicuramente, intanto c'è da fare i complimenti sia alla San Cataldese che alla Leonzio. Non era facile superare 2 squadre campane, anche perché, te lo dico per esperienza diretta, ho allenato 2 anni in Campania e non è facile andare a violare dei campi in Campania. Ci sono riusciti entrambi all'andata e quindi già hanno messo una serie ipoteca al passaggio del turno di oggi pomeriggio. Poi ti dico, le squadre campane, sia il Sant'Agnello Sorrento sia il San Giorgio a Cremano, avevano giocatori di tutto rispetto, tutta gente che negli anni precedenti ha fatto la Serie D e qualcuno anche la Serie C. Quindi aver superato il turno significa che non me ne voglia magari con gli giusti scongiuri, ma secondo me sia la San Cataldese che la Leonzio hanno più di un piede in Serie D. Beh,
diciamo che ci si potrebbe male che vada arrivare con un probabile ripescaggio, ma i due mister sono acerrimi nemici sul ripescaggio, la promozione la vogliono conquistare giustamente sul campo e come hai detto bene tu hanno probabilmente buone chance. Ma voglio parlare un attimo di questa Rocca di Caprileone, neopromossa lo scorso anno, sei arrivato in corsa, hai resettato tutto e l'hai portata veramente a un passo, quindi comunque la tua stagione è da applaudire e un plauso va chiaramente anche alla società che ti ha appoggiato a 360 gradi. Sì, sicuramente abbiamo fatto un'impresa storica per il paese, non era facile, un paesino di appena 3.000 abitanti, una società a misura d'uomo che non ha mai fatto la categoria superiore, camminati sempre fra la prima categoria e la promozione, quindi un grande plauso va anche alla società, una società molto seria. E abbiamo fatto, dicevo poco fa, abbiamo fatto una grande impresa perché non era facile contro le grandi squadre del girone, perché se consideriamo Acireale, Leonzio, Palazzolo, anche il Troina, l'Igea Virtus, tutte squadre che negli anni passati hanno fatto chi la Serie B, chi l'Ex C1 come la Leonzio, la C2 come l'Igea Virtus, tutte società importanti e bacini d'utenza molto numerosi. Chiaro. Per quanto riguarda Rocca, noi ci siamo difesi, penso, bene davanti a questi squadroni. Ma non vi siete solo difesi, avete giocato ogni partita con molta intensità, mica siete andati a giocare per pareggiare, siete andati ovunque anche per vincere. Bravo, questo te lo dice che abbiamo nelle ultime 17 partite ne abbiamo persa soltanto una e le ultime 8 le abbiamo vinte tutte, quindi infatti. abbiamo fatto un grossissimo campionato. Abbiamo Carmelo che vuole farti una domanda, Santino. Sì. Mister, buonasera. Quest'anno per lei per certi aspetti è stata un'esperienza nuova, perché lei negli anni nella sua carriera ha soprattutto guidato corazzate, dalla Tiger Brolo, l'Orlandina, la Cireale. Quest'anno invece si è cimentato con una squadra di grandissima qualità tecnica ma molto giovane, tantissimi i 97, i 98 che lei ha lanciato quest'anno. Come giudica proprio questo aspetto invece del Rocca? C'è una squadra che in realtà, se riusciste a mantenere questa intelaiatura, ha un respiro per i prossimi 5-6 anni difficile anche da prevedere. Questa è una squadra che ha margini di miglioramento straordinari. Sicuramente, intanto devo fare i complimenti perché non è facile conoscere realmente tutte le squadre dei gironi e tu sei molto bravo in questo. Noi durante il campionato abbiamo sofferto, è vero, perché a parte un organico molto ridotto, a volte andavamo in panchina con 14-15 elementi e poi come dicevi tu noi in settimana andavamo a schierare 4-5 juniores nella formazione titolare, la maggior parte erano 97, 98 oppure qualche 99. Infatti. Si è costruito bene, si è fatto un buon lavoro, sicuramente se si va a proseguire sotto questo punto di vista con questo organico, fra qualche anno si potrebbe raccogliere tanto. C'è odore di conferma allora, Santino? C'è odore di conferma? Lo possiamo dire anche appena questa sera? No, ancora è molto presto, ho ricevuto anche altre telefonate, ancora sai, nel calcio quello che si dice oggi non si fa l'indomani mattina. Immagino. Purtroppo è così, quindi ancora il mercato è fermo. Mettiamo il caso però che il Presidente ti conferma, diciamo, mettiamo il caso, e secondo me non sarà un caso, che ti conferma, accetti la sfida? Vediamo. Va bene. Non ci vogliamo sbilanciare ed è giusto che sia così, va bene. Bravo. Okay. Anche perché cosina si è ricevuta, quindi bisogna rimanere con i piedi per terra e valutare bene. Sono d'accordo. Non è facile ripetere in ogni caso il campionato fatto quest'anno, perché noi da squadra di rivelazione siamo stati l'unica squadra del girone imbattuti in casa. Non abbiamo mai perso. È vero. Abbiamo fatto il miglior attacco di tutta la Sicilia, Calabria e Basilicata con 78 Sappiamo, abbiamo visto i dati e i dati sono assolutamente dalla vostra. Numeri tantissimi, quindi parti da un presupposto, hai fatto tantissimo in un ambiente nuovo per questa categoria, Chiaro. Quindi non è facile ripetersi. Santino, vediamo, c'è da pensarci bene. Santino, per chiudere, ma questa squadra, come giustamente ha anticipato anche Carmelo, è una squadra giovane. Non pensi che comunque per la prossima stagione sarebbe ideale eventualmente l'inserimento di quei 2, 3, forse anche 2 più che 3 elementi che danno veramente il salto ulteriore a questa banda di giovani ragazzi di Rocca? Ma guarda, sicuramente con 2 massimo 3 innesti questa squadra farà meglio di quest'anno sicuramente. Benissimo. Però devi cercare, e non è facile appunto,
Il mio pensiero era quello, ti dicevo poco fa, non è facile ripetersi, non sarà nemmeno facile trattenere dei giocatori che oggi hanno mercato. Noi abbiamo avuto il capocannoniere insieme a Strano Biondo, e adesso ha mercato pure in Serie D e in Serie C, e quindi non sarà facile. Il difensore russo ha fatto 20 gol in stagione. Questa è una cosa pazzesca, ha fatto un campionato russo meraviglioso. Non è facile, non è facile, appunto dicevo i 78 gol, il miglior attacco di tutte le regioni al sud, non è facile ripetersi. Quindi Mister Ceraulo, secondo lei può andare a fare il professionista? Come? Ceraulo, il 98 credo, può andare a fare il professionista secondo lei? Ha i margini per fare il salto di qualità? Guardi, il ragazzo se lo merita sicuramente, però bisogna andare sempre con i piedi di piombo, perché sono dei giovani e bisogna valutarli bene. Il ragazzo meriterebbe sicuramente questa chance. Andiamoci piano però, andiamoci piano, i professionisti. Andiamoci piano anche perché ci vuole dall'altra parte la società che realmente scommette sui giovani. Chiaro. Noi quest'anno l'abbiamo fatto, ne siamo usciti vincitori, perché oggi posso dire che siamo i vincitori morali del campionato. E siamo tutti d'accordo. Siamo tutti d'accordo, Santino. Bene, allora io ti ringrazio, ti auguro il buon riposo. Speriamo di vederci giorno 6, tra non molto ci saranno le nomination. Tu tra l'altro hai vinto la prima edizione del Penalty Awards nella categoria eccellenza. Per cui insomma conosci bene, ben conservato, conosci bene l'evento. Incrociamo le dita, un in bocca al lupo e ci vediamo presto. Grazie per la chiamata e arrivederci a tutti. Grazie a Santino Bellinvia, allenatore del Rocca di Caprileone. Prima di andare avanti con la trasmissione devo fare una leggera rettifica, perché in realtà la San Caldese l'ha andata una giocata a San Giorgio Cremano, dove ha giocato la Leonzio, ma a Sorrento. Sorrento, giusto. Abbiamo fatto un po' di confusione. Fra le due e io ho preso a te. Tra l'altro, insomma, l'isola è una manciata di chilometri. Sì, è molto vicino, perfetto. Hai sentito Santino Bellinvia? 2 o 3 aggiustamenti ed è pronto, forse chissà, ad accettare la sfida. 2 o 3 aggiustamenti ad Avola e sei pronto ad accettare la sfida anche tu, Saro? No, che cattivo che sono con questa domanda. Ti voglio bene e so che sei una persona preparata e credo che voglio incoraggiarti, perché vedo in te la voglia di continuare, però se ci sono dei progetti, perché poi alla fine sono le cose più importanti in una società. Sì, guarda, l'eccellenza non è la promozione. Mister, ma a prescindere dalla sua conferma o meno, quest'Avola per essere competitivo in eccellenza di cosa ha bisogno? Tutto dipende dall'obiettivo che si vuole raggiungere. Allora, se si vogliono partiamo da matricola una salvezza, per una salvezza perfetto, tranquilla. Una salvezza, questa squadra con l'organico che ha forse ha bisogno di 2 o 3 elementi. Se poi ne prendi 4 o 5 ben vengono. Va bene, continueremo a parlare tra poco dell'Avola, perché adesso dobbiamo parlare della Sicula Leonzio e dobbiamo fare un plauso particolare alla squadra del presidente Leonardi, che è riuscita a raggiungere questa sospirata finale nazionale per approdare la prossima stagione nel campionato di Serie D. Meritatissima, straordinaria finale. Abbiamo tra l'altro in collegamento proprio il presidente Giuseppe Leonardi. Presidente, mi sente? Sì, buonasera, vi sento. Complimenti. Io credo che meglio di così non poteva andare. Avete vinto fuori casa, avete vinto in casa nei confronti di una società e di una squadra di una certa caratura, avete un pubblico meraviglioso, vi manca soltanto l'ultima ciliegina. Per scaramanzia non diciamo niente, però un po' a Lentini sognate, o sbaglio? Guarda, Lentini a 3 anni che facciamo bene, sogniamo, abbiamo fatto 3 campionati di vertice, quest'anno a maggior ragione perché è veramente un campionato bellissimo, siamo arrivati terzi, con quasi un po' di rimpianti, però Igea quest'anno aveva tanto dalla sua parte e ora contro il San Giorgio abbiamo fatto una gran bella partita sia a Napoli che ora qua a ritorno. Tante soddisfazioni veramente di aver raggiunto ancora nulla, perché c'è l'ultima partita, però già è importante essere qui, siamo tra le prime 14 squadre italiane appunto in queste finali, quindi era importante centrare l'obiettivo, ce l'abbiamo fatto alla grande. E diciamolo pure, solo 3 anni, cioè in 3 anni avete raggiunto questo obiettivo, a dimostrazione che l'organizzazione societaria, il gruppo dirigenziale, i tifosi, anche il gruppo dei ragazzi che ormai vi seguono, probabilmente tutto questo ha permesso finalmente di raggiungere questo obiettivo importante. Giocherete contro una squadra che si chiama Real Metapontino,
che Sì. potrebbe essere uno scoglio non altissimo, con grande Ma rispetto, guarda, ci mancherebbe. qualsiasi squadra che arriva a questo punto sono tutte squadre diciamo di una certa caratura. Il Real Metapontino ha battuto l'Altamura, che era tra le squadre più forti che c'era in Puglia. Ti dico soltanto un nome: con chi gioca l'Altamura aveva in attacco Del Core, l'ex giocatore del Catania, quindi una squadra di una certa caratura. L'Altamura ha vinto appunto contro la squadra pugliese, quindi non a caso Avrà forza. sì, perché battere Altamura non era facile. Assolutamente. La Puglia poi ha tradizioni che, avendo un unico girone, hanno tutte squadre preparate, quindi per battere la Puglia, la squadra pugliese veramente sarà una gran bella squadra. In settimana scopriremo, andremo a Roma per i sorteggi, vedremo se il giorno 5 saremo in casa o in trasferta, lo scopriremo soltanto in settimana. Certo. Però già dove siamo arrivati è importante, sarebbe un peccato. Carmelo Puglisi deve fare una domanda. Presidente, buonasera. Buonasera. Sul campo negli ultimi 180 minuti la squadra è stata pressoché perfetta. Sono state 2 partite in cui i ragazzi hanno fatto tutto quello che dovevano fare, ma però l'impressione è che comunque questa Serie D la Sicula Leonzio non se la meriti tanto per quello che ha ottenuto sul campo, ma per l'importante struttura societaria che lei ha messo in piedi in questi 3 anni. Oggi voi c'è la dimensione dilettantistica vista stretta, siete pronti quantomeno per il semiprofessionismo, chiamiamolo così, della Serie D? Ma guarda, quando 3 anni fa sono andato a Lentini sapevo cosa trovavo intanto un paese con una storia importantissima, trovo una piazza delusa da 20 anni, diciamo, di potenza, perché Lentini, società che sono durate più di 3-4 anni, non se ne sono state. Sto dando continuità a un progetto importante, abbiamo cambiato tanto quest'anno, ha dovuto la forza di cambiare quest'anno. Se ne va bene, perché a volte non vuol dire cambiare e fare bene. Altre società hanno fatto e hanno fatto male, ho dovuto la forza di cambiare, perché uno deve anche capire i limiti che si hanno. Abbiamo cambiato, abbiamo fatto a tutti bene, quindi sono contento. La progettazione è importante, nel calcio o non vuoi mantenere le promesse, mantenere tutto con la progettazione, poi specialmente a Lentini poi viene tutto quanto serve. Oggi c'erano circa 2500 persone, veramente non era, per fare i complimenti anche la dirigente del San Giorgio Cremano, veramente, quindi vuol dire che stiamo facendo qualcosa di bene, in se ne parla bene di me, della mia Leonzo, quindi può fare soltanto piacere. Presidente, questa sarà una settimana di passione, avete in mente già come organizzarvi? Giustamente non sapete se giocherete prima in casa oppure giocherete il ritorno, però io credo che mentalmente la piazza avrà bisogno ancora una volta di una scossa, di una forte scossa da parte della dirigenza, e io credo che sicuramente tutto questo non mancherà, perché quel pubblico può essere veramente il 12° uomo in campo, anche volendo fuori casa, perché quando siete andati a giocare giustamente a San Giorgio, lì avete fatto veramente il boom, tantissimi tifosi al seguito che hanno veramente contribuito ulteriormente al vostro grande incontro che avete disputato. Sì, si è detto bene tu, Ettore, c'erano circa 60-70 persone nostre. Non è mai facile in questi periodi di crisi, molti tifosi nostri non lavorano, fanno veramente sacrifici per fare una trasferta, perché voi non vuoi, anche se sono partiti loro il sabato notte, arrivati domenica mattina a Napoli, però sempre le 50, le 100 euro ci vogliono certo. Veramente sono d'applauso, lo meritano. Io sono anche a Lentini, anche perché volevo una piazza con un pubblico, perché giocare con gli stati voti veramente è brutto, vedo anche categorie tipiche da nostra, oggi c'erano dei commissari di campo che hanno fatto partire il Foggia, di Sebbuni, giocavano insieme ad altre piazze, hanno fatto i complimenti, perché dice vedere in selezione dei Pro stati così pieni non è da tutti i giorni. Siamo riusciti mai a portare il progetto a Lentini, siamo riusciti in prima persona, non era facile, però sono contento anche per i tifosi che sono iniziati con noi 3 anni fa, erano 10-15 storici del comando bianconero, oggi sono più di 1000-2000 persone che ti seguono. Anche questa è una vittoria, anche questa è una vittoria. Sì, ma seguire la Leonzio non vuol dire soltanto andare in trasferta, ma vuol dire anche interessarsi
Guardo, io il paese lo vivo tanto, la mattina lavorando là in zona, la mattina quando scendo ogni mattina, veramente le strade mi fermano come se avessimo vinto la Champions League, quindi questo Certo. No, anche perché, Presidente, parliamoci chiaro, io credo che anche il pubblico, anche i tifosi stanno sposando la filosofia del vostro progetto tecnico e dirigenziale, per cui vediamo un tifoso compatto che segue una linea ben precisa, dettata anche dalla società, perché insomma in eccellenza vincere con il 12° uomo in campo non è facile, voi ci siete riusciti, quindi avete raggiunto questa simbiosi che vi sta portando in questo momento a vivere una finale bellissima, dove noi tutti veramente, noi tutti siciliani speriamo veramente di festeggiare, perché la vittoria della Leonzio vuol dire anche una vittoria ulteriore per il calcio attualmente dilettantistico, sperando che poi appunto con il passaggio nella categoria superiore diventi un po' quasi professionistico. Presidente, allora a questo punto ci sentiremo domenica prossima, sperando ed incrociando le dita per un altro nuovo successo della Leonzio. Mi auguro anch'io, grazie intanto per la telefonata, veramente, grazie tante. Grazie. Buona serata. Grazie Presidente. Grazie. Beh, che dire, Saro, la Leonzio sta sognando, San Cataldo sta sognando, questo calcio siciliano dilettantistico pian pianino con l'organizzazione sta incominciando a prendere forma, adesso non si inventa più una promozione e una squadra vincente, bisogna avere la società e su questo probabilmente l'Avola deve anche far tesoro. Giustamente prima quello che dicevi tu, con l'avvento di Sebbi Catania, infatti l'anno scorso l'allenatore che c'era aveva vinto il campionato, poi la società giustamente ha fatto i suoi conti. Sì, era l'Alderisi l'anno scorso che aveva ha vinto il cambiato campionato. pure vincendo il campionato, ha cambiato progetto. Però c'è una filosofia. Perfetto, ma già alla base partono da una società forte, noi siamo vicini a loro nel senso di chilometri a Volaventini. Siete cugini. Abbiamo fatto un amichevole con loro e sono abbastanza organizzati. E questo è importante perché, sì, come ha detto anche Carmelo, non si inventa una promozione, non si inventano dei successi se dietro non ci sta un'idea dirigenziale, dei budget importanti, perché poi alla fine, Carmelo, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma se non ci sono dei budget... Ma al di là del budget però, dei finanziamenti, bisogna essere molto chiari. Io perlomeno ho visto un paio di partite del Leonzio, quando entri all'Angelino Nobile oggi ti sembra veramente di andare a vedere una partita, respiri aria di calcio importante, è vero. Ogni dettaglio al proprio posto, grande ordine, grande c'è veramente un'organizzazione che si respira, perché ha modo di seguire la Leonzio. Sono assolutamente d'accordo, io ho avuto la fortuna di allenare per qualche mese la Leonzio quando era in promozione e il pubblico era veramente un elemento importante, in quel momento non c'era il collante dirigenza pubblica e quindi andò tutto a 48, cosa che invece non sta succedendo adesso, e da quel punto probabilmente si ha la marcia in più per tentare probabilmente di diventare ancora più importanti. Sì, questo è secondo me, perché poi lo vediamo anche le nostre siciliane molte volte soffrono l'avvento nella dimensione interregionale, per questo avere la struttura, avere l'organizzazione, per questo secondo me la promozione di Leonzio e San Cataldese è anche secondo me meritata, perché non vanno due società per caso frutto di un campionato positivo, ma vanno due società che fanno dell'organizzazione e della pianificazione il loro modus operandi principale. Peccato per il Marsala, perché così avremmo avuto una bella squadra anche nel campionato di Serie D la prossima stagione. Esatto, è importante che entrambe, perché ne perdiamo due, ne portiamo quattro. Ancora, insomma, Leonforte ne perdiamo tre, volevo dire, e ne andiamo a recuperare quattro, quindi ne guadagniamo una. Perfetto. Allora, ci congediamo con Carmelo, che rivedremo la settimana prossima. Tra l'altro anticipiamo che la prossima puntata, che è l'ultima puntata in studio di Penalty, perché poi dopo la puntata di giorno 5 sarà dedicata interamente alle nomination proprio direttamente dal centro commerciale Le Ginestre, sarà una puntata un po' particolare perché parleremo di calcio professionistico, parleremo di eccellenza, parleremo di promozione, parleremo del foot. Sarà un grande pentolone così per salutare tutti i nostri telespettatori che quest'anno ci hanno seguito in tantissimi, con record di ascolti
che noi stessi un po' ci siamo sorpresi, ma siamo contenti sotto sotto. Molto orgogliosi. Molto orgogliosi. Grazie Carmelo, allora Grazie a te, appuntamento Ettore. alla prossima A settimana. domenica prossima. Allora, adesso c'è Federica che ci lancia la pubblicità, perché poi dopo dobbiamo parlare di nuovo con il mister, perché parleremo di promozione, poi lo congediamo perché so che c'è un incontro tra l'altro con il sindaco. Sì, sì. Ulteriori festeggiamenti, non si è fermata Avola da una settimana a questa parte, Non ci sempre siamo che fermati. festeggiate. Sì, vero. Benissimo, tra poco ci racconti anche il particolare dell'incontro contro il Canicattì, perché è stato anche corredato da tanta polemica che però bisogna sdrammatizzare, diciamolo pure, perché il calcio dilettantistico è bello ma bisogna sdrammatizzarlo. Nella vita ci sono altri problemi, secondo me. Fede, ci lanci la pubblicità? Adesso abbiamo un altro piccolo break per le pubblicità, mi raccomando non cambiate canale.